Lo scandalo del calcio scommesse apre un altro capitolo in Sicilia e a indagare questa volta ci sono i magistrati dell'antimafia. Le mani del boss mafiosi si sarebbero allungate infatti anche sulle scommesse sportive a Palermo. Gli accertamenti dei magistrati della DDA di Palermo che hanno coordinato l'inchiesta ha portato oggi a 10 arresti da parte degli uomini della Guardia di Finanza. In carcere anche nomi eccellenti come Giovanni Pecoraro, ex dirigente sportivo delle giovanili del Palermo Calcio. Le 10 ordinanze cautelari sono state notificate questa mattina dai finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Palermo. L'indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Ingroia e dai PM Francesco Del Bene e Gaetano Paci. Giovanni Pecoraro è accusato di trasferimento fraudolento di valori e riimpiego di capitali illeciti con l'aggravante di aver favorito Cosa Nostra. Secondo gli inquirenti sarebbe stato prestanome di un boss del narcotraffico. Pecoraro era già finito in carcere alcuni anni fa in un'inchiesta per mafia, ma ne uscì indenne. Nel corso dell'operazione denominata Dirty Bet, le Fiamme Gialle hanno eseguito una serie di perquisizioni. Dai risultati positivi di un'indagine ne nasce poi sempre un'altra. In questo caso era stato il rinvenimento di un libro mastro a casa di Provenzano Giuseppe, che è il personaggio principale di questa indagine, braccio destro a sua volta dell'architetto Liga, che ha consentito di fare partire un'indagine che ci ha consentito appunto di ricostruire a tappeto la rete di coloro i quali raccoglievano le scommesse nei quartieri oggetto di indagine. Una organizzazione criminale seria come Cosa Nostra si impegna nel raccolta delle scommesse, in genere cerca in qualche modo di influenzare anche l'esito dei risultati da cui dipendono le scommesse stesse.